A Ronchi il medico di medicina generale va in pensione e per colmare la mancanza di un servizio essenziale Asugi attiva un ambulatorio sperimentale di assistenza primaria. All'ASAP potranno rivolgersi gli utenti già iscritti con medici di famiglia cessati dall'attività e che non siano riusciti a ottenere l'iscrizione con altri professionisti convenzionati tramite il portale Sesamo oppure presso il distretto di riferimento. A causa di una cessata attività di un medico di medicina generale, Asugi ha chiesto la disponibilità all'amministrazione. Ci siamo da subito mobilitati, abbiamo trovato questo immobile e in tempi record, e qui devo ringraziare sicuramente i nostri uffici tecnici, l'abbiamo immediatamente reso disponibile. È una professione che non è più attrattiva per i giovani medici. Molti medici di medicina generale escono anche non avendo raggiunto il massimo dell'età, molti medici di medicina generale si iscrivono alla specialità e abbandonano la professione medica di medicina generale. Questo è un problema che deve essere affrontato a livello nazionale, anche riscrivendo e rivedendo il ruolo del medico di medicina generale che deve riprendere la sua attività di responsabile clinico del paziente. Nella sede in via Duca d'Aosta 12 a Ronchi dei Legionari, con un professionista che a turno assicurerà la medesima attività del medico di medicina generale cessato. Che seguirà un po' il modello di quello che è stato Monfalcone e anche l'ambulatorio di Fara di Sonzo. Sarà un ambulatorio dove si alterneranno diversi medici che svolgeranno il compito del medico di medicina generale. Ci sarà una fascia oraria di reperibilità telefonica e di visite con accesso libero sia al mattino che al pomeriggio per garantire l'assistenza a tutti i pazienti che sono rimasti senza medico dopo le dimissioni dell'ultimo medico di medicina generale della zona e poter garantire un servizio tutti i giorni sia la mattina che il pomeriggio, insomma, e garantire una continuità terapeutica. Diciamo che il servizio non è diverso da quello del medico di medicina generale. All'ASAP potranno essere destinati tutti i pazienti che non hanno il medico, quindi saranno pazienti dedicati. In altre parole, nella loro tessera sanitaria, anziché aver scritto dottor Nardo, avranno scritto ASAP e questi potranno accedere. Non tutti i residenti di Ronchi potranno accedere, ma solo quelli che sono destinati perché non hanno più il medico. Speriamo che troviamo qualche collega giovane che ha voglia di impegnarsi in questo lavoro che è molto bello, anche se negli ultimi anni è stato molto bisfrattato. L'ambulatorio sarà aperto nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 10, il lunedì e mercoledì anche dalle 15 alle 17, il martedì, giovedì e venerdì anche dalle 12 alle 14. Nella giornata di sabato la reperibilità è dalle ore 8 alle 10.